Stiamo parlando di tessere nuove, questa che a lei continuerà a funzionare, la potremo ancora utilizzare, per cui, i cittadini possono star più che tranquilli. Pareri discordanti tra i gestori delle stazioni di servizio all'entrata in vigore della nuova app che da oggi, lunedì 5 agosto 2024, sostituisce la tessera regionale del carburante a regime agevolato in Friuli Venezia Giulia. Perplessità dovuta al fatto che tale sistema potrebbe mettere in crisi il pagamento elettronico durante il rifornimento del cliente con il sistema non ancora collaudato al 100%. La nuova frontiera per coloro che fanno richiesta per la prima volta nell'adesione al servizio di erogazione del carburante agevolato o di coloro che hanno smarrito o la stessa tessera non funzionante. Per i vecchi utenti non cambia nulla, si potrà operare con il doppio sistema se lo vorranno, anche in caso di passaggio al nuovo veicolo. L'unica differenza potrebbe essere dovuta allo sconto nel caso in cui si dovesse cambiare comune di residenza e questi inserito in una delle tre fasce ora operative. Passaggio di proprietà, l'intestatario può tranquillamente richiedere l'aggiornamento o la variazione di targa, per cui si continuerà ad utilizzarla. Discorso diverso per le tessere nuove, noi ne abbiamo ancora pochissime da rilasciare, poi non cambierà nulla di fatto perché si verrà comunque in Camera di Commercio a chiedere la tessera digitale a questo punto, si presenteranno sempre gli stessi documenti, soltanto che invece di avere il supporto fisico si avrà la tessera digitale. Ecco. Ecco, perché la cosa importante è che circolava in rete il fatto che bisogna buttare via le tessere, invece si continuerà a operare comunque uguale come prima. Si continuerà così fintanto che il sistema delle tessere fisiche resterà in piedi, poi si passerà con grande, tranquillità e serenità al sistema digitale, ecco. Quindi, i cittadini possono star tranquilli, gli utenti possono star tranquilli che le cose comunque rimangono invariate. Il processo sarà graduale, non ci sarà uno switch off come si parla al giorno d'oggi e Certo, certo. quindi insomma, stiamo tranquilli che le tessere le potremo continuare ad utilizzare, ecco. Ecco, per quanto riguarda invece il servizio al self-service, con la app si potrà utilizzare lo sconto oppure rimarrà, diciamo, come adesso? No, resta sempre di questa situazione di fatto non cambia perché il punto vendita deve essere sempre presidiato Mhm. affinché l'utente possa ricevere lo sconto, per cui ci deve essere proprio il benzinaio fisicamente sul posto che, legge l'app o legge la tessera a seconda del caso.